Al via la raccolta differenziata, tutto pronto, fra qualche ora si parte, domenica sera il primo conferimento del materiale appunto relativo alla differenziata. Sì, ormai siamo all'avvio, è una grande scommessa e speriamo di poterla portare in fondo in maniera vittoriosa. Ci sono dei piccoli problemi che ora elencherò in maniera velocissima e vediamo di poter trovare anche le soluzioni. Oggi, diciamo, probabilmente verranno rimossi i cassonetti e questi stessi cassonetti in parte verranno consegnati alle grandi comunità per poterli mettere in zone protette e quindi fare lì la differenziata, ospedali e compagnia bella. E quali sono i problemi che abbiamo più davanti? Sono quelli relativi ai grandi condomini. La raccolta nei grandi condomini va fatta con i mastelli individuali. C'è la possibilità però di poter utilizzare anche dei contenitori collettivi che possono essere diciamo, reperiti sul mercato con costi limitatissimi. Oggi noi non abbiamo la possibilità di fornire i carrellati perché sono gli esercizi commerciali che vengono privilegiati perché nel progetto era previsto in questo modo. In seguito vedremo anche di sopperire a questo. Per i grandi condomini daremo anche nel corso della settimana le aree dove non ci sono per poter depositare i mastelli e cercheremo di fare tutto senza rubare posti macchina e utilizzando dei suoli diciamo residuali, cercando di venire incontro alle esigenze di tutti. Poi c'è, per quanto riguarda Fontanelle, devo comunicare che bisogna adeguare le giornate di conferimento che vengono omologate con tutte quelle della città. Quindi noi abbiamo lasciato dei dépliant presso alcuni bar. Chi ha diciamo, recuperato i carrelli gli hanno dato il dépliant con le giornate di conferimento, si inizia con l'umido e il cartone domenica sera e così si proseguirà poi con la plastica e gli altri prodotti. Io spero nella collaborazione dei cittadini, nella pazienza dei cittadini, nella comprensione che stiamo affrontando un progetto estremamente impegnativo ma che potrà rivoluzionare il sistema della raccolta e potrà portare grandi risparmi. Abbiamo inserito anche tutta una serie di servizi diciamo, aggiuntivi, quello dei pannolini, quello degli sfalci, il recupero a domicilio per quanto riguarda gli ingombranti, c'era già ma lo abbiamo potenziato, avremo 2 furgoncini che saranno di pronto intervento per cercare di eliminare situazioni che possono verificarsi in maniera imprevista, cercheremo di fare tutto quello che è possibile. Io seguirò tutte le operazioni personalmente, monteremo dei cestini per quanto riguarda le deiezioni dei cani perché sono state richieste da tanti cittadini, ci sarà il servizio dei pannoloni e soprattutto volevo dire una cosa. Cerchiamo di affezionarci alla differenziata. Se ci sono lamentele, se ci sono proteste, pigliatevela con me. Diciamo, io cercherò di fare il massimo possibile, ma non disaffezionatevi alla differenziata perché è una grande scommessa di civiltà per la nostra comunità.